Si sarebbero dovuti tenere a Moniego, frazione di Noale, ma sono stati annullati. I funerali di Alex Favaro, 24enne trovato morto nelle acque del Musona, a Milano, dopo l'emergere di nuovi elementi investigativi. Alcuni testimoni hanno infatti riferito ai carabinieri di aver visto il giovane coinvolto in una lite con un gruppo di persone pochi giorni prima della sua scomparsa. Alla luce di queste informazioni, la procura ha disposto l'autopsia per accertare le reali cause del decesso e verificare l'eventuale presenza di segni di violenza. È stato quindi revocato il nulla osta per la sepoltura e la salma è tornata a disposizione dell'autorità giudiziaria. Gli investigatori non escludono più che la morte possa essere collegata a un'aggressione o a una caduta non accidentale nel fiume. Abbiamo appreso che la Procura della Repubblica ha disposto l'autopsia sul corpo di Alex per far luce, speriamo definitivamente, su questa brutta vicenda. In questo momento di dolore tutti noi e tutta la comunità ci dobbiamo stringere attorno ai familiari a cui mandiamo un grosso abbraccio.